Creazzo, un nuovo focolaio del virus del West Nile trasmesso dalle zanzare, conferma quanto stia aumentando il numero di casi anche nel Vicentino. Nel territorio di competenza dell'Usberica il terzo caso, dopo quello di Quinto Vicentino e Camisano. La Direzione regionale di prevenzione segnala 18 casi complessivamente nel Vicentino, 5 dei quali nella forma più grave neuroinvasiva. In regione il dossier indica 14 decessi, per lo più persone di età media di 83 anni, per l'85% maschi. In Veneto si contano 250 casi complessivamente. A Creazzo è stato avviato un trattamento antizazzare di bonifica ambientale a scopo preventivo. L'80% delle persone infette non manifesta sintomi particolari, che invece nelle forme sintomatiche presenta effetti lievi simili all'influenza, con febbre, cefalea, dolori muscolo-articolari. La forma più grave e neuroinvasiva colpisce facilmente soggetti più anziani con altre patologie. Oggi in Regione è stata convocata una riunione d'urgenza per pianificare un eventuale piano di interventi e controlli straordinari.